Allora, adesso ci colleghiamo da remoto con il dirigente della Presidenza del Consiglio, Aurelio Latorre. Sì, dovrei vederlo. Poco fa, appunto, Liotta ci diceva tutto è nato da una discussione che abbiamo avuto in agosto. Ecco, ora lei che è di Messina, e che, praticamente anche per lavoro e con la sua carriera che è stata veramente importante, continua ad avere la Sicilia e la città nel cuore. Ecco, il siciliano è considerato un dialetto e quindi una lingua di serie B. Come possiamo muoverci su più piani a livello locale, regionale e nazionale per restituire la dignità e quindi per difendere il nostro patrimonio identitario? Allora, forse c'è un piccolo Mi problema di audio. sentite? Ora sì, ora sì. Ah, ok, allora buon pomeriggio a tutti. Sono molto lieto di essere qui in questa occasione. Ehm, Quello che volevo dire è che io sono appassionato anche di linguistica e quindi ho dovuto studiare per lavoro diverse lingue straniere. E questo per me è stato un percorso importante per poi capire come la lingua delle origini, la lingua siciliana, non abbia niente da invidiare a tante altre lingue anche più blasonate, per capacità espressiva, per costruzione, per lessico e così via. C'è stato poi un episodio 2 anni fa personale. Voi dovete sapere che io da molti anni vivo e lavoro a Roma e i miei figli quindi vanno nelle scuole romane. 2 anni fa mia figlia tornò alla seconda elementare e la sentì parlare in dialetto romanesco. Allora mi sono detto no, bisogna fare qualcosa. Io vorrei presentarvi adesso delle slides per le quali cercherò di condividere lo schermo. Non so se si vede. Sì, la prima sì. Sì, sì, si vedono. Sì, come diceva Davide, noi abbiamo pensato di dare il via a questo percorso proprio oggi, 26 settembre, in quanto è la giornata europea delle lingue. E se noi parliamo di lingue europee, possiamo anche chiederci dove sarebbe il siciliano se fosse una delle lingue dell'Unione Europea. E allora, per curiosità, ho provato a riguardare la tabella delle lingue europee, le lingue ufficiali dell'Unione Europea, e in sostanza la nostra lingua siciliana si collocherebbe nella fascia in giallo che vedete qui in questa tabella. Quindi, come vedete, non sarebbe affatto una Cenerentola nell'elenco delle lingue europee, ma al contrario sarebbe una fascia che attualmente comprende persino la lingua inglese, dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il siciliano, come sapete, ha diverse sfaccettature, ha diverse parlate che variano molto a secondo dei luoghi. Questa, come sapete, è la mappa che abbiamo scelto per la locandina e il messaggio era di far vedere come il siciliano sia una lingua che ha anche molte sfaccettature diverse, come una sorta di dialetti di una stessa lingua. Il che però non implica che non ci capiamo, perché ovviamente un messinese che parla con un palermitano, con un agrigentino, non avrà nessun problema di comprensione. Problemi di intercomprensione che invece sorgono quando un siciliano che parla solo siciliano e non italiano parla con qualcuno del nord Italia. Questo è un esempio che tra i linguisti si fa per cercare di fare capire quando due lingue sono diverse oppure l'una è il dialetto dell'altra. La Sicilia è la più grande isola del Mediterraneo, è la regione più estesa d'Italia
e la storia della Sicilia ci fa anche capire perché piano piano la lingua siciliana è stata accantonata. Noi siamo stati assorbiti dal Regno d'Italia nel 1860 e come sapete la politica del Regno d'Italia è stata quella di avere l'italiano come una lingua unificante nelle scuole, negli istituti pubblici e dove si poteva, e contemporaneamente di declassare a dialetti o lingue regionali di serie B tutto ciò che appunto non fosse la lingua italiana. Questo si capisce perché era un'esigenza storico-politica, però adesso ai giorni nostri è un'esigenza che non ha più ragion d'essere nella quale invece è forse necessario un recupero della nostra identità storica. Il siciliano è in effetti una lingua antichissima, la mappa che vedete è probabilmente la situazione che i romani trovarono quando invasero la nostra isola intorno al 261 a.C. E fu proprio attraverso la contaminazione con i romani che il siciliano ebbe un'evoluzione e anche grazie alle influenze di vario tipo. Questo ci spiega perché la nostra lingua è una lingua ricchissima di influenze diverse da un lato e per altro lato perché comunque rimane una lingua neolatina, quindi molto vicina alle lingue neolatine che si sono evolute dal latino volgare. I parlanti siciliani, come sapete, non sono soltanto i siciliani che stanno nell'isola principale e nelle altre isole minori siciliane, perché il siciliano è parlato in tante altre parti. In particolare vorrei farvi vedere questa mappa in cui, osservando i puntini in blu, noi abbiamo un'idea di come le migrazioni dei secoli passati hanno portato famiglie di siciliani un po' in tutto il mondo. E in alcuni stati queste comunità di siciliani hanno cercato di mantenere il legame con le loro radici e hanno formato anche delle associazioni molto influenti. Un esempio è in questa diapositiva che vi mostro e che riguarda i siciliani che vivono negli Stati Uniti come discendenti degli immigrati nostri corregionali. Ci sono appunto delle associazioni molto, molto importanti che vedete citate nella diapositiva e c'è una distribuzione di siciliani ampia in tante città importanti degli Stati Uniti. Cos'è che manca però? Manca il dialogo con la regione madrepatria. Io da quel poco che ho potuto notare attraverso dialoghi o contatti con questi emigrati o figli di emigrati, ho notato che ci sarebbe un enorme desiderio da parte loro di riprendere un contatto con la terra delle loro radici. E questo secondo me apre una porta su una grande potenzialità di fare rete con i siciliani nel mondo. Pensate per esempio se in futuro si potrà fare un collegamento online, come lo stiamo facendo adesso tra Messina e Roma, ma farlo tra Messina e New York, per esempio, per parlare magari in siciliano con discendenti di siciliani che vivono lì. Come sapete si parla spesso dello status siciliano, c'è chi dice che è una lingua, c'è chi dice che è un dialetto. Qui ci sono delle cose che possiamo dire. Alcuni aspetti sono quelli storici, che sono indubitabili, come per esempio il fatto che il siciliano fu una lingua della quotidianità in Sicilia dall'undicesimo secolo in poi, così come è indubitabile che il siciliano ha prodotto una letteratura antica, molto antica e anche moderna, molto importante. E c'è poi da dire, e questo mi sembra abbastanza importante, forse non se ne parla abbastanza, che l'UNESCO, che come sapete è un ente delle Nazioni Unite specializzato nelle tematiche del patrimonio immateriale, storico, e quindi anche del riconoscimento del patrimonio linguistico mondiale, ebbene i ricercatori dell'UNESCO danno al siciliano lo status di lingua, non di dialetto ma di lingua.
c'è un apposito codice e ci sono delle apposite specifiche affermazioni nei rapporti dell'UNESCO che certificano questo aspetto, che a me sembra molto importante. In Italia invece il siciliano non ha una buona stampa, una buona reputazione e la legge che riconosce le minoranze linguistiche storiche, che è stata promulgata nel 1999, ha riconosciuto alcune minoranze linguistiche che sono presenti in Italia, ma non il siciliano. Quindi nella lista che voi vedete nel mezzo di questa diapositiva trovate anche lingue regionali come il friulano e il sardo, ma non trovate il siciliano. E allora uno può domandarsi che cosa abbia il siciliano meno del sardo, meno del friulano, perché il siciliano non è in quella lista, perché il siciliano non è riconosciuto. Tra l'altro, come sapete, la Sicilia è una regione a statuto speciale, che ha quindi una serie di guarentigie riconosciute dallo Stato italiano, ma non la lingua. In questa diapositiva vedete in rosso le regioni italiane a statuto speciale e quello che salta all'occhio è proprio il fatto che mentre tutte le altre hanno la loro lingua riconosciuta, non è così per il siciliano. A livello regionale non si è fatto moltissimo. C'è però una legge molto importante che è stata promulgata nel 2011. E questa legge perché è molto importante? Perché prevede in sostanza l'insegnamento in tutte le scuole siciliane, sia della storia che della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano. Quindi è una legge di grandissimo spessore, importantissima. Però qual è il problema? Il problema è che questa legge è rimasta largamente inattuata, il che è un peccato, è un qualcosa che ci fa chiedere cosa sia successo per inceppare quello che sarebbe stato un percorso importantissimo per le giovani generazioni. E quindi questo sarà un tema che oggi cercheremo anche di dipanare. È possibile che in questo diciamo, scarso slancio delle stesse istituzioni siciliane e della stessa comunità siciliana a valorizzare la loro propria lingua, è possibile che abbiano giocato la presenza di alcuni pregiudizi verso la nostra lingua. Il primo l'abbiamo già esaminato, è quello che il siciliano potesse essere una lingua di serie B o un dialetto, diciamo, poco importante rispetto ad altre lingue europee, rispetto all'italiano. E ci sono altri pregiudizi che anche noi stessi ci ripetiamo. E questa, per esempio, che vedete in questa diapositiva è un estratto di quello che ogni tanto spesso si sente. Noi, ecco, nell'organizzare questo evento di oggi riteniamo che questo debba essere dibattuto e che i pregiudizi debbano essere superati. Perché, ricapitolando quello che ci siamo detti finora, noi abbiamo visto che il siciliano è una lingua molto molto antica, sicuramente più antica dell'italiano, quindi è impossibile sostenere che il siciliano sia un dialetto dell'italiano, visto che è venuto dopo. È una lingua molto ricca, è una lingua variegata ed è una lingua che ha prodotto una letteratura fiorente e che ha una grossissima capacità espressiva. E questo lo vedremo anche nella giornata di oggi, quando vedremo dalla lettura di brani o da altre forme di arte di quanto questa lingua sia espressiva e forte. Io per il momento mi fermo e solo vi anticipo che ho preparato qualche altra slide solo per come dire, riassumere alcune azioni concrete che potranno essere fatte, però questo sarà nella seconda parte della nostra tavola rotonda. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione.